Benvenuti! Siamo a Ceregnano, in provincia di Rovigo, presso l'azienda Sasserami di Veneto Agricoltura. Qui c'è il centro di conservazione della biodiversità avicola veneta. Noi di Veneto Agricoltura ci occupiamo di biodiversità. Qui abbiamo 14 razze, distinte in 5 specie. C'è il pollo, il tacchino, la faraona, l'anatra e l'oca. Adesso vi portiamo a scoprire il nostro lavoro, partendo dall'incubatoio dove c'è la schiusa delle uova. Siamo nell'incubatoio del centro di conservazione di Veneto Agricoltura. Qui abbiamo la raccolta delle uova di tutte le razze che noi abbiamo presenti. Ad esempio qui, se guardiamo, ci sono le uova di anatra germanata veneta, che vediamo in questo, come si presentano. Dopodiché, ad esempio, qui abbiamo il tacchino e quindi vediamo la differenza che c'è tra una forma e l'altra. Andiamo avanti, qui abbiamo la faraona. Vediamo che l'uovo è completamente più piccolo e anche più scuro, per arrivare all'uovo di oca che si presenta in questo modo. Allora, gli animali, come abbiamo detto, sono tutti allevati all'aperto, quindi come avete visto sono sporchi. Noi dobbiamo disinfettarli, lavarli e metterli in incubatrice. Queste sono macchine di incubazione. Noi facciamo schiuse, incubazioni separate, polli e tacchini. Vi faccio vedere ad esempio cosa abbiamo qui dentro. Qui ad esempio abbiamo uova di tacchino ermellinato. L'incubatrice non è altro che una chioccia gigante dove all'interno c'è una temperatura di 37,7, c'è un'umidità e c'è questa ventola che mi distribuisce il calore uniformemente. Perché queste uova sono inclinate? Perché noi le giriamo tutte le ore. Praticamente noi facciamo quello che fa la chioccia di solito in natura. Andiamo a vedere ad esempio delle uova di oca e di anatra. Le troviamo in questa nuova incubatrice. Sono pulite, sono tutte quante posizionate ordinatamente e adesso vi faccio vedere una curiosità. Abbiamo detto che noi facciamo degli accoppiamenti, ma bisogna verificare se questi accoppiamenti sono efficaci oppure no. E allora andiamo a fare una tecnica che si chiama speratura, un fascio di luce e lo facciamo passare attraverso l'uovo. Allora, se l'uovo si presenta in questa forma, quindi praticamente non si vede nulla a parte la camera d'aria, vuol dire che l'uovo è infecondo, il maschio non ha funzionato. Se invece noi andiamo a prendere un altro uovo e lo vediamo in questo modo, qui abbiamo l'embrione che si sta sviluppando. Abbiamo i vasi sanguigni, ma abbiamo anche l'abbozzo dell'occhetta. Vuol dire che il maschio ha funzionato alla perfezione. In questo caso le uova feconde vanno portate nella camera di schiusa. Eccoci qua. Ad esempio, stamattina abbiamo la schiusa dell'oca padovana, eccola qua, vediamo se c'è qualche uovo da aiutare, vedete? Ad esempio, guardate, questa occhetta non riesce ad uscire, allora gli diamo una mano, eccolo qua. Allora, loro tengono il becco sotto all'ala, gli diamo un piccolo aiutino, eccola qua, e questa sta per schiudere. Lo mettiamo qui, il tempo che si asciughi e poi diventerà come il fratello che è questo. Poi oggi abbiamo anche altri animali in schiusa. Dopo. Vai ragazzi. Abbiamo l'anatra mignon. Vediamo qui se c'è qualche animaluccio da aiutare. Guardate, anche questo ha bisogno di un aiutino. Allora gli diamo un aiuto. Eccolo qua. Ed è nato. Ok? Mentre poi c'è anche
Altri hanno bisogno di aiuto, vedete? Vedete? Ecco, ecco. Gli diamo un aiuto, va là. Forza. Eccolo qua. E poi abbiamo anche un altro tipo di anatra, che è la germanata veneta. Sono sempre razze locali. Ed eccola qua. Poi da grande questa si presenterà con i colori del germano reale. Anche qui abbiamo qualche aiuto da fare. Ecco, rimarrà qui in schiusa per qualche ora in modo che il piumino si asciughi e poi li portiamo in allevamento. Ecco, queste sono le attività che viene fatta nell'incubatoio del centro.